Antonio Confortina, allora abbiamo visto alcune questioni che non vi vanno assolutamente bene, ma avete avuto un confronto anche con il ministro Poletti. A cui Questo avete... l'abbiamo fatto come will direttamente con la nostra segreteria nazionale, perché Poletti va a fare incontri anche con altri, anche altri ministri, ma su questo noi abbiamo voluto mettere i puntini su i, come fanno tutti, ma perché noi cerchiamo di difendere i meno ambienti, chi ha più bisogno, chi veramente sono in difficoltà. E c'è tanta gente che è in difficoltà e anche della gente che non vuole neanche dirlo quanto in difficoltà sono perché si sentono messi in una condizione anche Umiliati. umiliati e una condizione di disagio un po' dappertutto. Io ho alcuni esempi di famiglie che hanno qualcuno in casa di riposo, che poi le case di riposo adesso hanno un costo non indifferente anche le case di riposo, ma che magari sono in due e sono tutti e due in cassa integrazione. Io ho un caso un po' specifico, mi sono anche impegnato molto per tentare di risolvere questo problema. E perché le case di riposo si stanno un po' ristringendo, o meglio ancora, perché molti degli ammalati non li portano più in casa di riposo. Le famiglie, se possono, le curano a casa. Anche questa è una novità rispetto a tutto quello che è, perché 2 anni fa, per trovare un posto di casa di riposo era molto difficile. Adesso ci sono posti liberi perché le famiglie non sono in grado di pagare quelle cifre, quella retta che è stata stabilita, che la stabilisse casa di riposo per casa di riposo, è il sacrificio nel sacrificio per quanto riguarda queste famiglie, insomma. Un'altra cosa, che risposta avete ottenuto a questo punto? Che promessa, perché poi le promesse sono anche di moda, che promessa avete ottenuto? Da parte del ministro, sì. Da parte del ministro abbiamo avuto molte promesse, nel senso che io ho un comunicato qui molto preciso che si andrebbe a recuperare i 180 euro che erano nel 2016. Ha detto che dove vengono fuori questi 180 euro? Sono per la rivalutazione, la rivalutazione, ok. delle varie, perché abbiamo delle pensioni alte, pensioni medie, ma abbiamo anche un'altra cosa molto, molto importante, che è quella della rivalutazione delle pensioni almeno basse, perché con il 21% della somma dovuta che dovrebbe essere, noi dovremmo aver avuto esattamente 840 euro lordi all'anno, che non ci sono, che non sono arrivati, che arriveranno, l'integrazione dei trattamenti delle pensioni minime e adeguate. Forse il Ministro non poteva dire di più di qui, perché già se applichiamo queste 4 cose abbiamo risolto un po' di problemi. Ma come mi dicono i colleghi, un po' di difficoltà era anche lui, cioè non è che non fosse in difficoltà. Perché tanto i soldi non so dove tirarli fuori. No, qui non so neanche dove, spero che non tassano ancora chi è già tassato molto meglio. Ecco, infatti qua andiamo a un altro aspetto, prego finisca dopo. Sì, volevo dire, sulla tassazione dobbiamo cominciare a tassare. Qua voi chiedete una riduzione della pressione fiscale in modo particolare. Dov'è che la pressione fiscale per pensionati è diventata insostenibile? O è una cosa abbastanza diffusa, per cui tra le imposte sulla casa, che comunque gravano in modo importante moltissimi pensionati, tra in generale tutte le tasse imposte possibili, che non è vero assolutamente che sono diminuite, perché poi basta fare 2 conti e ci si rende conto che ci si paga continuamente di più. Dov'è che in modo particolare per i pensionati diventa pesante e insostenibile l'onere fiscale? L'onere fiscale è soprattutto su una famiglia che ha un solo reddito, tanto per cominciare, e magari ha 4 elementi, 4 persone, cioè 2 figli che vanno a scuola, la moglie che non lavora e lavora soltanto il marito, se trova posto di lavoro. Purtroppo c'è, apro parentesi e la chiudo, di questi mariti, di queste persone che vanno a lavorare e di questa situazione
che lo standard normale è 4 persone su una famiglia, poi hanno magari i genitori ma che hanno una pensione molto bassa, dove bisogna dare il massimo di attenzione è che queste famiglie devono avere un aiuto. Allora, qui bisogna con 4 elementi, 4 persone per famiglia, bisogna a questi va rivalutato attraverso non le pensioni, perché là forse non sono in pensioni, ma dare a questa possibilità di dare quei bonus che il governo appena arrivato, e si parla molto poco del bonus delle famiglie in difficoltà o delle famiglie che hanno un solo reddito con 4 persone, e poi se questi sono anche in affitto si aggrava molto questa realtà, e ogni tanto scoppia nelle famiglie problematiche che non siamo in grado di risolvere nessuno, perché quelli sono. Basta pensare che le tasse non diminuiscono ma aumentano, vuol dire proprio affossare le famiglie, mettere in difficoltà nel peggior modo possibile questo quadro familiare, che poi è un quadro che ha bisogno un po' più di tutto, perché noi adesso stiamo pagando l'IMU, tutto quello che ci va dietro, è un'altra tassazione. Per chi ha questi sgravio fiscale, bisogna fare uno sgravio, bisogna dare aiuto su questo, ma è questa famiglia standard che ha bisogno soprattutto. E poi magari tra questi c'è qualcuno che si è laureato e non ha trovato nessun posto. Quindi lei dice comunque il pensionato torna ad essere, come in altre ere non felici, l'ammortizzatore sociale della famiglia, quindi sopperisce ai redditi che non entrano per lavoro e quindi aiuta dove il datore di lavoro non può essere, perché non è più in grado di dare un lavoro al lavoratore, in questo senso. Sì, non è in grado, ma quello che parla il Presidente del Consiglio, qua ci vorrebbero le assunzioni, anche dalle altre parti, ma qui di 2 figli, e io ne posso portare qualche migliaio di queste situazioni per quello che conoscono, per quello che giro per la regione, che sono proprio drammatiche quando ti parlano. E non ho neanche problemi a dire che qualche volta ce lo dicono in faccia: ma voi sindacato cosa fate per una situazione come questa? Adesso cominciamo con queste prime avvisaglie di lotta che anche non solo per quanto riguarda i pensionati, ma anche per quanto riguarda CGIL e CISL-UIL in questo caso, ma ci vorrebbe un'attenzione molto forte. Quando noi andiamo a fare qualche assemblea, la prima cosa che ci chiedono: ma quando tagliano i vitalizi? Quando è che tirano via e li spalmano là dove servono? Perché già quelli che prendono 10 milioni al mese, c'ha le ruberie che ci sono, vai a parlare alle famiglie o vai a parlare a quelli che sono in difficoltà, o andiamo a fare le assemblee, ma non è che noi, questo non l'ha creato la situazione dei pensionati, questa è creata da questo governo che era partito bene e che io sto dicendo che non fa più bene come faceva all'inizio, e c'è una rivolta. Poi finalmente è stata data le notizie di quanto prendono dei vitalizi, quanto prendono certi signori del governo, quanti possibilità hanno loro per non pagare questo, per non pagare quello, per non pagare quell'altro. Io le chiedo una cosa: qual è stato un provvedimento che ha attuato questo governo che è stato buono? Al di là lei ha detto partito bene, è partito bene perché ha parlato, perché Renzi ha parlato, promesso, ha dato dei termini, delle scadenze, delle date fisse. Allora, quali sono state le riforme che sono state attuate, importanti all'inizio? Allora, Renzi, lo stesso giorno che è stato eletto, è venuto in una provincia che si chiama Treviso. No, non mi dica di promesse fatte, voglio vedere i fatti concreti, cioè che fatti concreti ci sono stati. Una era quella della rivalutazione delle pensioni. Ed è stata fatta? No. Io non l'ho vista, se l'ha vista qualcuno o se qualcuno no, capire. Secondo, di assumere i giovani.
quelli della scuola che era anni che aspettavano, e anche lì. Fatto questo, io non ho visto niente altro, perché ho visto un stilicidio di proposte. Va bene, allora concordiamo sul fatto che Un stillicidio di proposte, ha promesso certe cose, di però poi proposte. non si vedono. E la cosa che aveva detto, io mi ricordo sicuramente che l'ho ascoltato nel momento in cui aveva di tutto e di più, il mondo ai suoi piedi, sicuramente l'Italia, che avrebbe risolto anche alcuni problemi delle regioni. Io dico che le regioni a statuto speciale, lo ridico, devono finire, perché non c'è più condizioni per avere il statuto speciale, in particolar modo di una regione, di un'isola del sud, ma anche molte altre. Lì Renzi aveva detto che ci metteva mano, ma non per mettere mano, per mettere in difficoltà, almeno quella parte dei vitalizi e di quello che avevano, perché bisogna anche pensare che abbiamo ancora delle persone che vanno in pensione a 15 anni, 6 mesi e un giorno, adesso la stanno cancellando, ma quelli che avevano oltre i 2.500 euro, che è standard per chi ha fatto una vita, quelli sopra... Quali sono queste pensioni, questi pensionati baby? Non credo che ci siano più. No. Quindi... Non ci sono, non ci sono più, ci sono ancora delle code che devono finire per la fine di quest'anno. Sì, questo non sono corrente. Ecco, però anche qua, e poi aveva detto un'altra cosa, che ci saranno sicuramente le assunzioni dei giovani. Lui ha messo a posto abbastanza la scuola, che non sono ancora giustamente soddisfatti quelli della scuola. No, ha crollato tutto proprio ieri, Sì, c'è sì, stato, non ha ottenuto niente. Sì. No, erano davanti ieri. Ma se abbiamo un governo così, abbiamo gli scandali, quanti ne abbiamo? E ce lo dice la televisione di Stato, non è? E poi i giornali, sì, sui giornali riusciamo a leggere un po' di più, sulle televisioni locali, ma dove sono gli interventi? Io sono stato a un'assemblea recentemente che, lo ripeto per la 10ª volta, poi non lo dico più, che sui vitalizi c'era un consigliere regionale di Roma che sosteneva che per il lavoro che fanno loro potevano avere anche il vitalizio. E non parlo Roma o Lazio. C'è certe regioni che secondo me dovrebbero, non dico essere portate quasi a zero, ma ci sono delle regioni in cui, se noi andiamo a fare un calcolo, costano 3 volte, 4 volte, 5 volte il Veneto. Il Veneto è ancora... Stiamo parlando del Veneto, è ancora una regione che sta in piedi, che ha pochissimi vitalizi, ma che ha ancora una struttura di occupazione, ma anche qui abbiamo la disoccupazione piuttosto forte per quanto riguarda i giovani, ma anche per quelli che hanno perso il posto di lavoro per la chiusura delle aziende. Dobbiamo ricordarsi che il Veneto era una delle regioni, assieme a Lombardia e qualcun'altra, che il mondo conosceva per le fabbriche che c'erano qui e per quello che produceva e per il benessere che era stato fatto. Adesso non siamo più in questa condizione. Allora, se la gente si sta accanendo, io ogni giorno che ho contatti con queste persone contro questo governo, ma questo governo vorrà fare 2 cose per, non dico accontentare chi continua a protestare sempre, o 3. Cioè apriamo per quanto riguarda le assunzioni ai giovani, perché la famiglia che aveva solo uno stipendio e che è riuscita con grande difficoltà portarsi a casa una laurea di qualunque tipo, qui non è che una volta dice deve essere una laurea importante per trovare il posto di lavoro, può essere la laurea più importante che non la trovi una soluzione, se no come succede spesso e un po' dappertutto, io che giro un po', mi chiedono, per quelli che mi conoscono, sono laureato, hai un posto di lavoro, posso andare, ma dietro il banco di un bar,
in pizzeria, perché sono questi in questo caso dove vanno a lavorare. Perché anche questa cosa bisogna portarla alla luce di che situazione che c'è. E se questa è una famiglia che ha mandato a scuola per 5 anni facendo sacrifici enormi e per trovare il posto di lavoro o va in una pizzeria o va in un bar o va a servire da un'altra parte, cosa serve anche la scuola che abbiamo? Cosa serve? Ma se non parte l'economia di questo paese, se questo governo non si mette in testa che bisogna mandare a casa qualche sindaco che era arrivato in pompa magna in qualche regione importante e adesso abbiamo capito che è uguale anche lui come tutti gli altri, cioè è un paese da riformare, non solo le pensioni bisogna riformare, ma è anche un paese che dovrebbe... E poi ci vuole una forte attenzione su quelle regioni che sperperano di tutto e di più. Questo l'abbiamo visto. Per quel che riguarda invece il discorso, che lei vuole puntare anche l'accento, perché comunque vi ha indignato, delle cooperative. Che posizione lei assume? Cioè siete rimasti sbalorditi perché anche qui bisogna effettuare dei controlli maggiori? Sulle cooperative non c'è nessun controllo, pochissimo controllo. E allora fermiamoci un attimo qua perché me lo deve un attimo deve spiegare ai nostri telespettatori. Andiamo in pubblicità pochi secondi, ritorniamo insieme e vediamo quali potrebbero essere le possibili soluzioni tra poco.